Buongiorno a tutte e a tutti. Siccome per fortuna siamo tantissimi, ci chiedono se potete cercare di affluire il più possibile. Le chiamo sul palco le organizzatrici della giornata di oggi. Naturalmente mi dicono di sottolineare che siamo tutte organizzatrici. Tra l'altro oggi ci sono in Italia 127 piazze in cui sta succedendo questo. Allora, in nome delle organizzatrici, di quelle che hanno fatto partire l'iniziativa, c'è Cecilia, una giovanissima. Noi, donne di Venezia, o dentro casa, crea ricchezza, cerca un lavoro e una su due non ci riesce. Rispetto di sé, della libertà e della dignità femminile ottenuta con il contributo di tante generazioni di donne. Berlusconi sta costruendo un modello culturale di società dove il superficiale è la realtà, dove tutto ha un prezzo e può essere comprato. Un modello sociale dove anche la figura femminile è andata a plasmarsi. La velina sempre più in mostra, sempre più nuda, sempre più in silenzio. Un ornamento, giovani, bellissime, nude. Dalla televisione si è passati alla politica, alla vita pubblica. In un paese profondamente bigotto e arretrato, in cui tutti i diritti acquisiti dalle donne sono stati ottenuti con la lotta e spesso non trovano un riscontro nella realtà che viviamo, questa cultura ha avuto campo libero nell'imporci un modello di donna che contraddice. Linda Bombo e Paolo Abronati hanno deciso di stare anche loro e di dare una grande testimonianza a questa piazza. Hanno ridotto un loro spettacolo per questa occasione, Norma e Amelia, e allora li chiamo sul palco. Mi hanno anche detto che il regista è un uomo e va sottolineato questo aspetto. Scusate, chi è? Sono io. Boh, e ora mi vado a mettermi qua, sotto questa bella luce invernale, perché voi vene vanitose vuol mettersi in mostra. Le mie sono crepuscolari, non le vede mai nessuno. Da 3 anni non mi cavo ancora bene. E d'altra parte siamo della stessa classe, Miego, siamo coetanei! Pensa! Mi sa che si ricorda ancora quando ero giovane. Quando ero giovane c'era una tosa bea, ma poco seria. E adesso che sono manco bea, cosa me ne frega di essere seria? Se stesso ragionamento che ha fatto io d'altra parte. Allora, mi chiamava la bella Otero, che non poco, ma se nero. Ora io che sei giovane, forse la bella Otero non vedi niente, per cui magari che faccio un riferimento attuale, vediamo. E alla presente a Subrette e le Noir Casalegno. Ecco, siccome se mi chiamasse Pelo Noir, con lo vedo vegno.
continueremo a lottare per costruire uno Stato laico, democratico, antifascista e antisessista. Oh bella ciao!